Perché avete sposato questa iniziativa? Ma i Lions sono sempre presenti quando c'è l'opportunità di offrire un gesto di beneficenza e quindi questa volta noi ben volentieri abbiamo aderito e anche perché lo scopo è quello di acquistare uno o più defibrillatori per il comune di Chiavari e noi ben volentieri aderiamo a questo perché è un'iniziativa simpatica, bella, c'è lo sport e quindi si mette insieme beneficenza e divertimento. Forse il valore aggiunto è proprio il fatto di fare rete fra enti, realtà, associazioni e anche fra i vari Lions che operano sul territorio. Assolutamente. Insieme si raggiungono risultati molto importanti. Da soli si potrebbe fare poco, si può fare poco. Anche noi come singolo club Chiavari Host abbiamo iniziative di service, le abbiamo, ma sono sempre molto limitate, ovviamente. Invece quando siamo insieme con gli altri club e ben venga anche con altri enti, associazioni, possiamo veramente dire di essere più forti e più soddisfatti del lavoro che svolgiamo. Chi si potrà vedere cimentarsi fra rimesse laterali e calci di punizione? Sono qualche politico che ho notato hanno messo su pancia più del previsto, ma anche noi preti non scherziamo, quindi ci sarà qualche prete della diocesi, e ci saranno dei giornalisti e ci saranno altre persone che verranno un po' in aiuto, amici delle parrocchie, un po' varie persone che sono disposte così a vivere una serata nello stare insieme, certamente nel giocare a calcio, quello sì, perché poi il gioco è quello, però trovarsi insieme per una buona causa. Dall'altra parte ci saranno i carabinieri di Chiavari e il valore aggiunto sono sempre le relazioni che si intrecciano. Sì, le relazioni che si intrecciano e il desiderio che per fare qualcosa di bene si muovono tante persone.